il porto di Genova ha confermato la propria organizzazione, la propria resilienza anche ad eventi come questo. Ritardi approssimativi di 15 giorni negli arrivi, ma non cancellazioni. Per il porto di Genova la crisi del Mar Rosso si è tradotta in queste settimane in una riprogrammazione degli sbarchi, ma non nella riduzione del traffico merci, confermando lo scalo genovese punto di riferimento per il nord Italia e per l'Europa del Sud. A confermarlo il commissario dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Paolo Piacenza. In questi giorni stiamo vedendo che abbiamo l'avvicendarsi abbastanza costante di navi in arrivo che hanno accumulato ritardi perché dovendo fare un giorno o 15 giorni di navigazione in più per arrivare al porto di Genova attraverso la circonnavigazione dell'Africa sostanzialmente hanno ritardato i propri arrivi, ma non abbiamo verificato disdette e anzi stiamo verificando oggi che effettivamente le navi stanno arrivando e addirittura stiamo vedendo che gli operatori stanno rimodellando, riorganizzando i propri calendari. Questo ha necessitato alcuni picchi di lavoro e da questo punto di vista diciamo che siamo convinti che non subiremo particolari effetti negativi. L'importanza del canale di Suez nei traffici mondiali si capisce dai dati registrati. Nell'intero 2023 è transitato il numero record di 26.434 navi, con un incremento del più 10,8% sull'anno precedente, picco storico che è stato tale sia relativamente alle 8.435 navi cisterna transitate, un più 27,7%, sia alle 17.999 navi di altro tipo, più 4,4% passate attraverso il canale. A partire dal mese di dicembre il trend si è interrotto, ma si stanno cercando soluzioni per contrastare gli effetti della crisi del Mar Rosso. Intanto a Genova le operazioni di sbarco non si fermano e ad agevolarne lo svolgimento anche le novità introdotte recentemente dal punto di vista tecnologico. Abbiamo rivisto tutto il sistema dei varchi di accesso al porto con varchi completamente digitali, abbiamo ad esempio attivato un'app con l'autotrasporto che consente una prenotazione, uno scambio di informazioni, di merce da depositare, da ritirare da parte di automobilisti che arrivano ai terminal e che quindi consente, eliminando la carta, di poter trattare molte delle pratiche da un punto di vista di prenotazione con un'app digitale e questo ha avuto un successo direi molto positivo perché ha oltre ad aver velocizzato ha anche consentito una migliore organizzazione delle attività portuali.